L'ex sindaco Firetto interviene sulla perdita di un finanziamento di 400.000 euro perché il comune non è stato in grado di rispettare i tempi per la sua attuazione. Sono stati persi 400.000 euro per incapacità amministrativa e quanto scrive in una nota stampa l'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che punta il dito contro l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Miccichè, denunciando la perdita di ben 400.000 euro destinati a servizi per il turismo previsti in agenda urbana. L'ex sindaco di Agrigento, oggi all'opposizione, racconta l'iter del finanziamento perso per motivazioni che l'amministrazione comunale avrebbe fornito. Scrive il sindaco Miccichè alla regione, si rappresenta che questo ente non è nelle condizioni di rispettare i tempi che consentirebbero di poter completare l'azione in parola entro il termine del 31/12/2023 per il carico di lavoro del RUP, che è dirigente di 2 settori. Questa, l'imbarazzante motivazione ufficiale, dichiara Firetto, finisce così nel nulla il finanziamento di circa 398.000 euro destinato a servizi per il turismo previsti nell'agenda urbana. Il dirigente dell'assessorato regionale al turismo Cono, Antonio Catrini, ha firmato la revoca del finanziamento per circa 400.000 euro a valere sull'azione 6.8.3 del POFESR 2014-2020 Agenda Urbana di Agrigento, relativamente al progetto promozione e ottimizzazione dei prodotti turistici specifici integrati per il riposizionamento competitivo della destinazione turistica Agrigento e territori del distretto della Valle dei Templi Infopoint, il cui beneficiario era il comune di Agrigento. Anni di lavoro, di progettazione assistiti dalla regione, di personale impiegato, continua Firetto nella sua nota stampa, non è bastato che fosse in parte tutto già predisposto dalla mia amministrazione. Il danno per incapacità e inerzia del sindaco e presidente del distretto turistico Valle dei Templi Miccichè si riverberà anche sugli oltre 20 comuni dell'area distrettuale turistica. Era prevista l'installazione di pannelli informativi sui monumenti, punti di interesse, l'acquisto di arredi e attrezzature per gli infopoint turistici, la realizzazione di un'app per un importo di circa 50.000 euro, l'adattamento del brand della destinazione turistica, la realizzazione di 5 campagne di comunicazione su più mezzi a supporto del calendario degli eventi per un totale di circa 140.000 euro, realizzazione di contenuti afferenti itinerari e informazioni dei siti di rilevanza turistico-monumentale per 5.000 euro, la realizzazione di 90 minuti di contenuti audiovisivi di vario formato da utilizzare sui vari mezzi di comunicazione. Il 27 giugno scorso il servizio quarto del Dipartimento del Turismo già segnalava che nessun quadro risultava attivato sul sistema Caronte 4 nella sezione relativa all'attuazione degli avanzamenti, pertanto il cronoprogramma procedurale fornito risultava ormai incompatibile con le tempistiche e in mancanza di un riscontro il Dipartimento avrebbe dovuto procedere alla revoca del finanziamento concesso. La nota di risposta del Comune di Agrigento con cui il sindaco allarga le braccia è dell'11 luglio 2023, una notizia che il sindaco non ha ritenuto di dover condividere con la città. Questo quanto affermato dall'ex sindaco di Agrigento, ora capo dell'opposizione, Lillo Firetto.